Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo su MotoGP 13. Allora ragazzi, la barra è ancora presente, ho provato a disinstallare il gioco, a aggiornare Flash Player, a installare le DirectX. Che cazzo devo fare? Ragazzi, se mi potete in privato sulla pagina Facebook mandare un link dove avete scaricato le DirectX o il Flash Player, perché veramente non so più cosa fare, mi stava stata sulle palle sta cosa, vabbè. Ok, allora continuiamo ragazzi. Comunque raga, intanto ringrazio tutti sempre per il supporto e per i messaggi meravigliosi, siete veramente splendidi. Però ho visto certi, 2-3, prendere troppo sul serio il mio stile di guida. Cioè ragazzi, io sono un gondolaro, se faccio le cappellate comediane ci sta, cioè alla fine io non sono un pro gamer, il mio obiettivo è quello di vincere ma in maniera pazza, cioè se no che divertimento è vincere tranquillamente tutte le gare con 8 secondi di vantaggio, cioè questo è il mio pensiero, ecco. Cioè, viva le pippe comediane. Ok, nono posto, andiamo raga. Purtroppo non posso far vedere i video perché c'è sta roba, sta merda di barra, porca miseria. E niente, andiamo. Assen, Gran Premio dell'Olanda, la Monte Carlo della Formula 1. Vai in pulmino, Iveco TT Assen. Adesso vediamo una cosa, perché ho visto tanti messaggi di sfidare altri piloti, però per esempio non posso sfidare l'avversario di cioè il compagno di squadra dell'innominabile, perché io non ho ancora raggiunto il grado stella, quindi ragazzi se sto in sta moto perché è l'unica decente per il momento. Ok, andiamo ragazzi, andiamo a dominare. Vai ragazzi, qualificazioni difficili ad Assen, poi con la pioggia impossibile, la Monte Carlo del motociclismo, però possiamo rimontare in gara perché comunque Assen è una gara favorevole al Comendone. Ecco, le prime curve sono fondamentali, veramente in maniera incredibile. Stiamo attenti, stiamo buoni, non rischiamo, che c'è tempo. Bravo. Buono, buono. Cerchiamo di non frenare troppo in curva per evitare le derapate. Grazie per i consigli ragazzi, i consigli costruttivi sono meravigliosi. Anche per un gondolaro come me che sono un abbetto sulle moto. Mamma mia, slalom del Comendone e impennate, 16esimo, benissimo. Dai, l'autistone Bautista. Buono. Occhio, mamma mia che rischio con Escargot e De Pugnetta. Vai, dobbiamo fare una guida un attimino più pulita ragazzi. Ecco appunto, mamma mia. Devo evitare di accelerare troppo in curva per i deraponi. Attenzione, la moto però è già un verde misto arancione, molto bene. Sono quelle cose della vita meravigliose. E dobbiamo superare Barberone. Ancora, ma raccomando, è proprio il vizio di inculare la gente, Mamma mia, sto rischiando tanto, comunque lo stesso. Voglio arrivare almeno tra i primi 10 dal Comendone, siamo già decimi, molto molto bene. Giro record per Valentino Rossi, è primo Vale, grande Vale. Però la moto è arancione ragazzi, troppe sportellate, ma va bene così. Ciao patatone. Adesso c'è Nicolino. Dai che le gomme per il momento ci sono e questa è una cosa molto positiva. Qua ho frenato veramente troppo ragazzi, mamma mia. Dai che però siamo tra la 12ª e la 10ª posizione, quindi va bene, questo è l'obiettivo della scuderia e l'obiettivo del Comendone. Dai, ma possiamo superare tranquillamente anche Iannone. Bravo Comendone, molto bene. La gomma posteriore è ancora messa abbastanza bene. Ecco, e dopo c'è la cagata, molto vai, e vai di cagata. Ma porca mignotta.
Dopo mi nervosisco, no? Faccio la pippata. Bravo. Mamma mia, qua ho rischiato veramente tutto, Buono. Molto bene, molto bene. Dai, nono posto, metto la firma, firmone per il nono posto comendiano. Perché c'è anche Nicolino che si può superare. Eccolo qua Nicolino. Final lap comendiano. Stiamo tranquilli, bravo, questa l'ho presa benissimo. Giro record per Dovizioso, il vizioso, malizioso. Ciao Nicolino. Madonnina, che paura. Buono. Questa è una curva sempre, la prendo sempre lentissima, cioè. Come una lumaca in calore, eccola qua. Aiden mi supera all'interno, bravo Nicolino. Ma adesso Heidi. Posso prendere la scia di 3 decimi di vantaggio di Nicolino. Devo arrivare a 1 milione di fan, ragazzi. Voglio cambiare moto, non mi piace proprio sta moto. La gomma posteriore è messa meglio non benissimo, ma un po' meglio del solito. Quindi già un miglioramento comendiano, perfetto. Questa invece è la cagata comendiana, eccola qua, questa solita curva maledetta. Però il nono posto va benissimo. Va benissimo. Obiettivo del campionato è arrivare almeno tra i primi 10. E ci siamo, ragazzi. E possiamo guadagnare la posizione, dai, curve finali contro Aiden. Dai, le curve finali. Possiamo tentare l'8º posto. Bravo Comendone, tieni duro adesso, tieni duro, grande 8º posto. Vai di 8º posto. E arriva l'8º posto. Il Comendone c'è, e vai di email. Team manager. Abbiamo l'obiettivo squadra. Grande piazzamento, sono tutti contenti, e vai. Dai che avevamo un buon trend. Nuovo team interessato, grande risultato. Ok, siamo a 700.000 fan comunque. Questa è una cosa molto positiva. No, Comendone, non vaneggiare. C'è il nuovo team, però sono questi, chiaramente. Sono... Vabbè, insomma, non sono tanto. Anzi, forse sono meglio io. Allora, Twitterone. Allora, Elias, grande Comenda, stai guardando veramente forte. Nicolino Heidi, bella battaglia in pista con Veneziano. Mika Hakkinen, Calione, la MotoGP è una categoria veramente tosta, ma stai andando alla grande, vedi, sono contenti. 300.000 e sono a livello stella, ragazzi. Calendario. Sachsenring, tappa favorevole al Comendone, teoricamente. Any Motorrad Grand Prix Deutschland. Voglio puntare andare tra i primi 5, cazzo. Vediamo un po' i quotidiani, che da poco non li caghiamo. Oddio. All'ombra dei giganti, il moto mondiale... Visto dai team satellite, tratto della settimana Sachsenring, tutti i seguiti voglio veneziano. Il manager di Cardion, AB Motor Racing, starebbe lavorando per ingaggiare il pilota. E vai, ma sei una merda. Ragazzi, indovinate, qualificazione di merda del Comendone, ma va bene così. Ragazzi, non ho mai fatto un podio in MotoGP, l'ho sfiorato alla prima gara in Qatar. Oggi voglio il podio, non mi interessa. Promesse comendiane, podio comendiano oggi, ragazzi. Intanto qua campi comendiani più che podio comendiano. Dai Comendone, devi spingere come un pazzo scatenato. Dobbiamo concentrarci dobbiamo concentrare solo sulla gara, ragazzi, scusate. Ho promesso il podio. Devo mantenere questa promessa, ragazzi. Il Sachsenring è una gara favorevole di solito, però è chiaro che con i MotoGP è veramente dura. 12º posto intanto, il Comendone c'è. Bravo, mamma mia che Comenda, calma, gran calma. Dai. Vai Comendone. Ottimo primo giro. C'è l'innominabile e vizioso. Siamo quarti, ragazzi. Siamo quarti, rimonta spaventosa. Un primo giro fenomenale, forse il migliore della carriera. Perché c'è Valentino Rossi, il grande Vale, l'uomo dei 1000 record.
Quarto posto Comendiano e giro record per Pedrosino Camomillino. Eccola qua la leggenda vivente, Vale. Ciao Vale. Mamma mia, zona podio, che credo. Giro record di veneziano. Relax. Mamma mia. È impossibile commentare in questo momento. È impossibile. È impossibile, raga, noi campi, noi campi. Terzo posto, ragazzi, terzo posto. E Lorenzo se ne va, mi dispiace, magnifico, ma godo. Ma godo. Pedrosino, ciao Pedrosino, no. Grande, grande Cume. E adesso sangue freddo, ragazzi. Io ho fatto una promessa. La voglio mantenere, porca puttana. Mi ricorda il Saxari una beffa clamorosa in MotoGP nel 0, in Moto2 nel... Sì, ciao. In 2.50 col MotoGP 08. E una beffa anche con MotoGP 13. Però ho vinto anche parecchie volte. Non voglio commentare. Giro record ancora per Veneziano. Ma perché puttana? In gara faccio giri record e poi in qualifica faccio cagare. Ma sono proprio un deficiente, l'ultimo giro no, pesante di più. È pesante veramente come il culo della Rosy Bindona. Madonnina, madonnina, vai. Che sembra troppo bello per essere vero, ragazzi. Troppo bello per essere vero. E le gomme sono ancora buone, ragazzi. Il Comendone ha una guida un attimino più stilosa in questo momento. Mamma mia, manca pochissimo. Silent, please. Silent, please. Silenzio, silenzio, silenzio. E il Comendone mantiene la promessa. È primo podio e anche prima vittoria. Sì cazzo la Germania del Comendone. Sì, porca mignotta, sì. Prima vittoria in carriera in MotoGP. Se continuerà ad andare così forte sarà molto dura per gli altri stargli davanti. Grande Comendone, cazzo, grande Comendone. Gago fatta, fioi. Prima vittoria. Promessa mantenuta, ragazzi, quindi pomponi da Tori questa sera. Grande piazzamento, sì. Questo è pesantissimo, mamma mia che vittoria pesante, gara perfetta del Comendone. E adesso i giornali devono stare zitti, anche chi mi ha criticato. Silenzio, il Comendone è tornato. Che goldon che so. Oh, Alex Marquez, complimenti Comenda. Camomillo, che gara con Veneziano. E Zircone, grande prima posizione. Sì, 772.000 fans, ragazzi, Classifica, forse ho recuperato qualcosa. Vediamo. Settimo posto per il Comendone veneziano, 70 punti. 2 posizioni guadagnate, grande Comendone. Buono, raga, allora, veramente questo è un video meraviglioso, 2 gare perfette e veramente il Saxari in goduria pura. Vediamo, aspetta, quotidiani. La prima volta. No. Emilia Morales se lo merita, è il risultato di tanti sacrifici. E adesso me lo scopo fino a domani. Sì, grande Emiliona. Oh yeah. E ragazzi, primi, terzi e quarti gli italiani. L'Italia vola. Buono, raga, allora ho bisogno di un piccolo favore, ragazzi. Allora, o su Facebook, sulla pagina ufficiale del Comendone, o in messaggio privato su YouTube, ho bisogno del link degli ultimi aggiornamenti Flash Player e degli ultimi aggiornamenti DirectX 9, perché a questo punto sono io che cappello, non lo so. Quindi, raga, un saluto del Comendone veneziano. Ciao! La prima volta, la prima vittoria. Sì!